I primi problemi con la giustizia Vincenzo Pipino li ha avuti nel 73, da allora è stato un crescendo con il primo arresto nel 76, come ricorda Marco Odorisio, il dirigente della squadra mobile di Venezia. Eterogeneo dal punto di vista delle attività criminali, dai furti d'opere d'arte come il canaletto rubato nel 98 qui a Venezia, anche con reati concernenti proprio il traffico di stupefacenti. È stato coinvolto più indagini appunto che lo vedevano in contatto anche con soggetti romani. L'ultima condanna a 11 anni, Pipino, 68enne veneziano residente alla Giudecca, l'aveva rimediata nell'ambito dell'operazione Vecchia Guardia, concernente un vasto giro di traffico di stupefacenti che aveva portato al suo arresto nel maggio del 2004. Dal 91 è dichiarato delinquente abituale, ora a metterlo nei guai è stato un traffico di carte di credito clonate. Abbiamo attenzionato investigativamente e fermato poi ieri pomeriggio in possesso di 8 carte clonate pronte all'indebito utilizzo fraudolento e quindi idonee a fare sia prelievi come ben normali bancomat o anche per pagare acquisti appunto con carta di credito. Pipino è stato arrestato alla stazione di Santa Lucia in compagnia di un'altra persona, ora indagata, con cui stava salendo su un treno diretto a Gorizia, presumibilmente per utilizzare o vendere le carte. Il dirigente della mobile invita tutti a non separarsi mai dalla propria carta di credito. Anche nei ristoranti, all'atto di pagare, mai perderla di vista, magari recarsi personalmente e assistere alla manipolazione della carta di credito quando viene strisciata per il pagamento, perché altrimenti si può incorrere nella classica sottrazione dei dati e quindi fare in modo che poi i dati vengano riportati su carte clonate e quindi vengono indebitamente utilizzate.